Benvenuti nell'anticamera del Carnevale, che ormai si sta avvicinando a grandi passi. Dico anticamera perché qui nascono alcuni dei prodotti simbolo di questa festa, come ad esempio gli gnocchi. Sono alla Palve, a Villafranca, una delle pochissime, bisogna dirlo, aziende specializzate nella produzione su larga scala di questo prodotto che trova per l'appunto nel Carnevale il suo massimo momento celebrativo. Ma io sono venuto qui per sfidare Ivo, perché gli gnocchi richiamano la tradizione, la cucina della nonna, quindi le patate, le farine, la rigatura sul dorso. Ma allora io mi chiedo, una produzione artigianale comunque su larga scala come questa, fino a che punto rimane fedele alle tradizioni? Fino a che punto rimane fedele alla nonna? Bisogna mantenere le antiche ricette e le tradizioni di una volta, cercando di far plasmare alle macchine le stesse ricette che venivano fatte all'epoca. E le macchine riescono a capirle o ci vuole l'occhio di Ivo? Ci vuole l'occhio di Ivo. I ricordi e l'esperienza sono fondamentali per poter intervenire sulle macchine e fare in modo che lavorino come lavorava la nonna. Quindi è cambiato qualcosa rispetto alla tradizione pura? Sono cambiate le quantità che si producono, ma non è cambiata la qualità. È difficile mantenerlo questo rapporto, cioè continuare a fare qualità, cioè qualità con numeri decisamente più importanti rispetto a un tempo. È molto difficile perché purtroppo per rincorrere i numeri bisogna adeguare le macchine e non è sempre così semplice, anche perché sono modifiche che nascono dalle nostre esperienze e non dai produttori di macchine stesse. L'altro prodotto tipico del Carnevale, anche se non solo per la verità, è la polenta, alimento povero, caratteristico, che appartiene alla vera tradizione contadina di questa terra, con tutto il suo carico di umiltà e di semplicità. È un prodotto che ha sfamato intere generazioni e che oggi, anche grazie a questa azienda, sta conoscendo un rilancio importante. Ma allora io mi chiedo, questo alimento povero, fino a che punto può essere cambiato? O meglio, ha senso parlare di una evoluzione della polenta? Ha senso di parlare di evoluzione nel modo in cui si cucina, con gli abbinamenti che si fanno con le tavole. Polenta e polenta, bisogna vedere come si abbina. Gnocchi e polenta sono comunque prodotti poveri, semplici, ma voi perché ci avete sempre creduto? Fondamentalmente perché sono i prodotti della nostra tradizione e la nostra tradizione è una tradizione fatta di gente povera che mangiava prodotti poveri. Mio padre mi metteva addirittura la polenta sotto al letto per vedere le durate, per vedere se si manteneva, e quindi nasce tutto da concetti di cose semplici e povere. Mai abbandonare il legame con la terra, quindi? Mai abbandonare il legame con la propria terra. Ma secondo te hanno il diritto anche loro a una nobilitazione? E se sì, in quale modo? Ma proprio perché vengono dalla tradizione è un dovere saperli nobilitare, con ricette sempre nuove, con arricchimenti in cucina. Basta pensare che fino a 30 anni fa erano considerati solo alimenti poveri e quindi ci richiamano alle vecchie ricette di polenta e salame, gnocchi al pomodoro. Quindi è un dovere nobilitarli con ricette più ricche, perché saranno sì prodotti poveri, ma comunque rimangono prodotti che possono regalare grandi emozioni e grandi sorprese. Sì, d'accordo, sarà tutto bello, tutto perfetto, queste raccomandazioni, queste illustrazioni sulla semplicità, sulla bellezza, ma lui queste cose le fa, ma saprà anche cucinare. Formaggio Asiago. Emmental svizzero. Formaggio ubriacone. Ubrie. Taleggio. E non può mancare il formaggio bianco.
Valessina. Ivo il creativo. E adesso altro ingrediente segreto. Chicche, zucchine, gamberetti e un goccino di liquore all'amaretto. Ivo l'alternativo. Guarda che robetta. Cosa che? Andiamo ben, Stefano. Il par fotografè. Guarda che spettacolo. Ma cosa sono questi? Perdizia, rondelle di polenta con pancetta affumicata, taleggio e rosmarino. Spettacolo antipastini. Fatto bene, fatto giusto. Ma d'autore proprio. Come è giusto che sia. Ivo il superlativo. Però adesso potremmo tastare. Siamo qua apposta. E allora, dai, Demo, animo. Ciao ragazzi, buon carnevale, buon tutto. Ivo, lo chef superattivo. Ho inventato anche questo, va bene?